Eccoci, ben trovati. Siamo a un nuovo appuntamento con il CONI. Con me, come sempre, il Presidente Dino Ponchio. Presidente, come sta? Sto bene. Oggi un'altra puntata, oggi parleremo invece di calcio. Chi avremo come ospite? Bellissimo, il calcio è il mare magnum dello sport, è un fenomeno più che sportivo, sociale, ma come mi piace dire, ma qui oggi avremo un grande amico, Giuseppe Beppi Ruzza, un grande uomo di sport, un grande uomo di cultura sportiva, un grande uomo del calcio. Con la sua presidenza, governare il calcio anche a livello regionale è un'impresa, è solo un uomo equilibrato, serio, rispettoso e rispettato come Giuseppe Beppi Ruzza poteva farlo così bene come l'ha fatto lui in questi anni. Lunga vita al presidente Beppi Ruzza, grande amico. Bene, eccoci allora con Beppi Ruzza. Eccoci con il famoso Giuseppe Beppi Ruzza, il presidente della Federazione Gioco Calcio Italiana per il Veneto. Per il Veneto. Benvenuto. Grazie, grazie dell'invito. Sì. Il presidente del CONI Dino Ponchio ha speso parole importanti per te, ci diamo del tu, giusto? Siamo sportivi, certo. Quindi andiamo in maniera più leggera. Allora, lo sport... Cosa ha detto Dino Ponchio? L'hai appena incrociato, non gliel'hai chiesto, lo dovrai vedere in televisione. Il calcio, lo sport più praticato in Italia, penso, no? Cosa possiamo dire a questi ragazzi? Perché ricordiamoci, questo è un format che vuole invitare i ragazzi che sono chiusi nella loro casa, attaccati magari al cellulare, di mollare il cellulare e buttarsi in una squadra e fare un po' di gioco di squadra con i loro coetanei, divertirsi, imparare e insomma mettere su un qualche muscolo che non gli fa male. Allora, è il gioco più praticato sia nei campi, credo, ma anche nei giornali ultimamente, insomma, siamo un po' sempre sulla cresta dell'onda, nel bene e anche nel male. Io dico che il gioco del calcio, soprattutto giovanile, è un gioco splendido, gioco di squadra, il pallone non ha bisogno di interpreti, i ragazzi possono essere bravi, meno bravi, ma il pallone va sempre avanti, con la finalizzazione ultima della rete, che è la finalizzazione vera del gioco del calcio. Noi siamo contenti della partecipazione dei nostri ragazzi a questo sport, perché proprio quest'anno abbiamo raggiunto e superato i tesserati pre-Covid. Credo che abbiamo raggiunto a livello giovanile il massimo, abbiamo superato i 76.000 tesserati. Un settore giovanile che sta ricrescendo e crescendo in maniera importante. Sì, sta crescendo. Beh, nel Veneto noi, a parte quest'anno... Scusami, allora ti interrompo un attimo. Sì, qua si parla, quando succede qualche patatrac con la nazionale, si scarica subito la colpa sul settore giovanile. Ma allora questa cosa non sta insieme. Come fa a esserci un bel settore giovanile e poi questi si lamentano tutti del settore giovanile che non funziona e quindi la nazionale non ha risorse? No, allora vediamo che proprio oggi, fra poco, giocherà la semifinale l'Under 19, la semifinale contro la Spagna. Abbiamo vinto l'anno scorso l'Under 19, siamo stati vice campioni dell'Under 20, quindi le nostre nazionali giovanili vanno fortissimo. È un po' incomprensibile, avete ragione, quando diciamo ma come mai se i nostri giovani ci sono, maturano, vincono, non riescono poi a sfondare nelle prime squadre. È un discorso estremamente complesso a mio modo di vedere e che parte dalla, come posso dire, dalla pigrizia forse dei nostri presidenti delle squadre professionistiche, che preferiscono avere il prodotto fatto piuttosto che lavorare. È difficile lavorare sul ragazzo, è difficile formare il ragazzo, forse è più facile prenderlo già fatto, però ne abbiamo anche noi fatti. Andare a comprarci il giocatore già formato sì, ma ne abbiamo magari. Anche noi, perché invece io quest'anno ho seguito abbastanza bene, abbastanza spesso il Venezia,
E io non so Vanoli come abbia fatto, l'ha detto proprio ieri, ha detto ho parlato più inglese in un anno che in tutta la mia vita, perché non c'era un italiano, c'era chi Perini, c'era Zampano, Modolo che adesso ha lasciato, e le stesse squadre, Inter, Milan, vediamo insomma che hanno un italiano, due. E quindi non va bene per un motivo. Primo, proprio perché le nostre società giovanili si chiedono per chi lavoriamo allora, se dopo non abbiamo la filiera, la possibilità di lanciare i nostri giovani. Bravo, le società giovanili, perché parlavamo proprio nella prima puntata di questo ciclo di trasmissioni con il presidente del CONI, dove si lamentava di questa riforma dello sport che mette in difficoltà le società. L'ha definita anche oggi pessimissima, perché è un termine perfetto. Esatto, questa riforma che fa ricadere sulle società e di conseguenza sulle famiglie dei costi maggiorati per poi accedere allo sport. È così? Le società sono in difficoltà, non si riesce a trovare una soluzione. Ma la soluzione evidentemente è difficile, anche se sembrerebbe facilissima. Io credo che bisogna tornare ad insegnare, e questo l'ha detto il nostro conterraneo Viscidi, che è il responsabile delle nazionali giovanili fino all'Under 21 e che adesso è stato cooptato anche per la nazionale maggiore. Viscidi proprio l'ha detto, dobbiamo tornare agli albori, dobbiamo tornare ad insegnare i fondamentali ai nostri ragazzi. E anche questo costa fatica per un allenatore. Scendere in campo e dire tu devi tirare così, tu devi stoppare qua e mostrarglielo, è più facile andare con la lavagnetta a fare gli schemi come a scuola, e quindi con avere dei ragazzi tristi, non avere dei ragazzi che si divertono con sto pallone, ma che devono guardare la lavagna così come la guardano a scuola, come magari la guardano a casa, con i genitori gli dicono di fare i compiti. I nostri ragazzini devono essere più liberi, devono avere proprio il pensiero del divertimento e non essere pressati dai propri maestri, dai propri tecnici. I tecnici devono avere pazienza. Ecco, ma allora non c'è forse proprio una sorta di troppa aspettativa, troppa pressione che viene fatta sui ragazzi, perché già veramente in età giovanissima iniziano le selezioni, iniziano le competizioni, i genitori che sbraitano a modo campo anche guardando cosa fa, non tanto la squadra avversaria, ma addirittura il compagno di squadra che magari non ha passato il pallone, quindi c'è tutta una pressione, un'aspettativa caricata su sti ragazzini che forse è un po' troppo e che magari in altri sport non si vede. Come potremmo aggiustare questa cosa? No, è proprio vero questo. Quando io parlavo di pazienza mi riferivo a questo. Noi dobbiamo avere pazienza con i nostri ragazzi, farli giocare, farli divertire. Se noi vediamo, io non sopporto quell'allenatore magari quando un nostro ragazzo è 1 contro 1 e magari perde la palla e l'allenatore grida. No, lo devi far giocare, lo devi far in ogni modo divertire e tentare di migliorarsi. E quindi senza la pressione della vittoria, perché io dico sempre che la sconfitta a volte è anche necessaria, perché ti fa capire tante cose nella sconfitta. Cioè, se noi fossimo una squadra che vince sempre, è chiaro che saremmo da soli, quella che perde se ne va. La sconfitta è necessaria, è un confronto utile per crescere, per capire che non si può sempre vincere, per capire che ci sono gli avversari, per capire che il confronto deve essere corretto e che dobbiamo riconoscere i meriti degli altri. Però non siamo scontenti dell'attività, almeno nel Veneto, insomma. Direi proprio di no, siete forti, siete tanti, funzionate bene. Sì, siamo andati con le nostre rappresentative e per qualcuno è stata una sconfitta, siamo andati con 3 squadre su 4 in semifinale, io non credo che sia una sconfitta. Certo, 3 su 4 in semifinale, abbiamo detto almeno una andrà in finale nel calcio a 11. E invece niente, siamo stati eliminati proprio in semifinale e ci ha fatto male. Però, insomma, voglio dire... Ma abbiamo detto si impara anche da questo, giusto? Sì, il risultato... Poi con le ragazze invece abbiamo stravinto quel torneo di calcio a 5, quel torneo delle regioni di calcio a 5 in Calabria, e quella è stata una soddisfazione grande, insomma. Anche perché viene questa vittoria dalla vittoria dell'anno scorso, il torneo delle regioni dell'anno scorso.
Bene, se volessimo fare un appello ai nostri ragazzi che ci stanno guardando, alle famiglie che ci stanno guardando, cosa potremmo dire per invogliarli a buttarsi? Io credo che non dovremmo dire ragazze, niente, perché ai ragazzi è naturale che abbiamo superato i tesserati pre-Covid, quindi i ragazzi, l'ho detto un attimo fa, insomma, il pallone è il pallone, tu nasci un bambino, rotolo il pallone, rotolo il bambino assieme. Alle ragazze io dico una cosa, sembra banale, sembra semplicistica roba, il calcio è anche rosa. E quindi voglio dire, ho appena nominato le nostre rappresentative che hanno vinto dominando, tra l'altro, questo bisogna riconoscerlo, per 2 anni consecutivi al torneo delle regioni dove c'era tutta Italia, e quindi vediamo che le nostre ragazze ci sono e si comportano bene e fanno salire l'inno del Veneto in alto. Insomma. Quindi bene, siamo bene, bene. Allora, con questo appello di Giuseppe Beppi Ruzza, invitiamo i ragazzi e le ragazze, perché no, a praticare calcio, a contattare le società sportive del territorio, ce ne sono veramente tante, non è difficile, quindi contattateli, avrete possibilità di praticare uno sport che è di squadra, che è veramente per tutti, sì, che fa gruppo. Okay? Si vince e si perde assieme, e diciamo ai questo genitori, è molto importante. State calmi, lasciate giocare i vostri ragazzi che devono principalmente divertirsi. I genitori dobbiamo usare tutte le nostre forze per farli diventare una risorsa piuttosto che un problema. Perché già sono una risorsa, perché io li vedo alla domenica, il fatto stesso che si caricano le macchine di bambini e di bambine da portare a giocare, questa è una risorsa vera, vera nel vero senso della parola. È che si devono intromettere un po' meno, cioè per essere una risorsa completa, devono intromettersi un po' meno nelle decisioni dei tecnici. È una palestra anche per i genitori questa attività. Forse più importante che non per i figli. Bene, salutiamo allora Beppi Ruzza, lo ringraziamo e diamo appuntamento ai nostri telespettatori per la prossima settimana dove scopriremo la nuova federazione, il nuovo sport che ci accompagnerà per scoprire le grandi possibilità che hanno i nostri ragazzi di praticare attività sportiva sul territorio. Grazie a tutti, grazie a Beppi Ruzza, alla prossima, seguiteci, ne vedrete delle belle.